entusiasta. La mattina del 29 ottobre Mussolini arriva da Milano in vagone letto, dopo che il re lo ha sollecitato con un telegramma. Il neodittatore ha solo 39 anni. Italo Balbo, il più giovane dei quadrumviri, ne ha 26. Partendo da Piazza del Popolo, Mussolini e i quadrumviri, De Bono, De Vecchi, Balbo e Michele Bianchi, percorrono via del Corso fino a Piazza Venezia, per la tappa d'obbligo all'Altare della Patria. Poi il duce, in cilindro, raggiunge a piedi il Quirinale. Vittorio Emanuele III, il piccolo re scorbutico e complessato, lo accoglie come il salvatore della patria. Mussolini appronta la frase di circostanza. Maestà, vi porto l'Italia di Vittorio Veneto.